Matteo Messina Denaro abitava qui da almeno 6 mesi. Un appartamento ben ristrutturato, arredamento ricercato, di un certo tenore. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, Fabio Bottino, dopo l'ispezione nel covo del boss di Cosa Nostra. I Carabinieri del ROS hanno perquisito la casa di Campobello di Mazara, che risulta intestata ad Andrea Bonafede, l'uomo che avrebbe prestato la sua identità al capomafia. Intanto Messina Denaro si trova in regime di 41 bis in una delle celle singole del supercarcere dell'Aquila, Le Costarelle. La polizia tedesca ha arrestato a Bamberg, in Germania, il 32enne Antonio Avenoso, figlio di Vito Avenoso, già arrestato lo scorso 26 marzo 2022 a Versino per l'omicidio del genero Luigi Greco e il ferimento del nipote Francesco Greco. L'uomo sarebbe accusato degli stessi reati in concorso col padre. Subito dopo l'omicidio, i carabinieri avevano sottoposto Antonio Avenoso all'accertamento STUB per rivelare la presenza di eventuali polveri da sparo. L'esame, effettuato dal RIS di Messina, ha rivelato la positività di Avenoso. Regione Lombardia ha aderito alla proposta dell'assessore regionale all'ambiente e clima. Si tratta di una misura del PNRR volta a promuovere l'uso locale di idrogeno verde nell'industria e per realizzarla è stata assegnata la somma di 33,5 milioni di euro alla Regione. Necessari saranno gli investimenti nella ricerca di tecnologie innovative, in quanto Regione Lombardia considera l'idrogeno una delle fonti di energia su cui puntare e investire. L'obiettivo del bando è quello di favorire la transizione energetica, così da far diventare i territori dei veri esempi di sostenibilità ambientale. I progetti potranno essere presentati dal 30 gennaio al 20 febbraio e verranno successivamente sottoposti a valutazione. Verrà interamente dedicata alla figura del grande artista Fabrizio De André la serata di venerdì 20 gennaio, organizzata dal Circolo Metromondo di Segrate in occasione del 24° anno dalla sua scomparsa. De André verrà celebrato attraverso le sue canzoni Via del Campo, Il Pescatore, Bocca di Rosa, La guerra di Piero, testi icona dello scenario musicale italiano che verranno interpretati dagli artisti che compongono il cast dello spettacolo e che si esibiranno sul palco del Teatro Toscanini. Parte dei soldi ricavati da questa iniziativa sarà destinata al sostegno dell'associazione Fridays for Future di Milano, in previsione del prossimo sciopero per la giustizia climatica di marzo 2023.